Rieccoci a Primus Inter Pares nell'ultima parte con ospite il sindaco di Verona Flavio Tosi. La sanità come sta, quella pubblica e privata a Verona? Dicono che Verona è diventata un'eccellenza, quindi è una domanda Verona, sembra superflua, no, quasi. Rispetto a Padova io non entro in polemica con amministratori presenti o passati. A Verona avete portato via tutto, l'ospedale, a Verona, no, il problema è che a Verona si è deciso la fiera, allora, a Padova, allora guardiamo, facciamo 4 paragoni. A Padova si è fatto secondo me un errore colossale nel vendere la multi-utility, nel cedere all'esterno le partecipazioni della multi-utility, perché secondo me noi abbiamo una multi-utility veronese 100% del comune, dicevo prima gli utili che fa, e diventerà uno dei più grandi gruppi d'Italia insieme a Trento, e questo è un beneficio per la città, diretto. La fiera si fece un errore che venne fatto, forse Zannonato lo fece, di far entrare i francesi, ed è stato un errore secondo me strategico colossale. Però non è, Flavio, una domanda, non è che qui sbaglia un po' la regione? E io, se fossi stato Galan nel periodo che era lui governatore, avrei detto ai vari sindaci: facciamo un polo fieristico in un'unica città del Veneto, è inutile farne 10 di cui 5, 6 perdono. Quantomeno, è giusto come ragionamento, 6 perdono e una guadagna. Quantomeno fa razionalizzato il sistema. Noi abbiamo noi abbiamo una fiera oggi che è inutile, perché in particolare con Marmo, ma anche con Vinitaly, fa grandi numeri, perché dicevo prima Vinitaly è la prima fiera del mondo per il vino oggi, e quindi abbiamo una fiera che è in attivo ed è decisamente la più forte del Veneto, è la seconda fiera d'Italia dopo Milano. Bisognerebbe razionalizzare, ovvero sia fare in modo di fare un sistema dove Padova, Venezia, Vicenza e Verona non si cannibalizzino una con l'altra e trovino il modo di convivere per quello che è possibile, ovvero sia dire, uno si specializza in una cosa, uno si specializza in un'altra e si cerca di fare sistema. Fare sistema vuol dire anche fare una gestione comune. Sindaco Tosi, oggi nelle città metropolitane io credo che una fiera importante. No, ma tu puoi anche farne coesistere più quartieri fieristici se fai una gestione condivisa, perché oggi tu in realtà hai tutte strutture replicate, cioè Verona ha tutta la sua struttura di uffici e di apparato, Vicenza lo stesso, Padova lo stesso, Rovigo lo stesso, e questo porta evidentemente a dei costi complessivi insostenibili, perché se invece ci fosse un unico sistema di gestione, una gran parte dei costi fissi li abbassi, perché tutto quello che è la struttura, uffici e tutto l'apparato che sta dietro, anziché replicarlo per ogni fiera, ne avresti uno solo. È chiaro che la Regione dovrebbe provare a far da regia. Dico, a Padova la cosa si è complicata perché avendo fatto entrare i francesi, mentre a Verona è il sistema Verona che gestisce la fiera, come anche a Vicenza, a Padova ti devi confrontare con un operatore straniero. Ma non è che Vicenza navi nell'oro. L'unica, e lo dico, non è un vanto, ma lì ripeto, è un fatto anche di logistica, di fortune ereditate nel tempo, non è merito del sindaco Tosi. L'unica che è largamente in attivo è la nostra, e le altre in qualche modo sono tutte in sofferenza. Si diceva fiera all'ospedale. Ospedale a Verona, e allora lì posso dire che magari qualche merito me lo prendo, sia come ex assessore alla sanità, come ex consigliere regionale e come sindaco, perché a Verona abbiamo tenuto una linea, l'abbiamo decisa, l'abbiamo imposta e portata avanti, nonostante le polemiche, nonostante i comitati, nonostante le battaglie. Si è deciso di realizzare un nuovo ospedale, nel caso di Verona poi è chiaro che non è replicabile ovunque, all'interno dell'ospedale di Borgo Trento. Si è speso anche poco, perché sono spesi poco più di 100 milioni di euro, e che è una cifra molto bassa per quello che è stato realizzato, perché a Verona c'è la più grande piastra chirurgica d'Europa, con 32 sale operatorie, con grandi volumi di lavoro, e ovviamente è attrattivo sia rispetto ai pazienti, e tant'è che adesso è andata in attivo l'azienda ospedaliera di Verona, è attrattivo anche rispetto al personale medico, cioè il medico bravo cosa cerca? Cerca la struttura nuova, efficiente, moderna, che gli dà la possibilità di lavorare bene, e quindi avere un ospedale. Noi a Verona abbiamo l'ospedale nuovo aperto a Borgo Trento, la nuova maternità, l'ospedale della donna e bambino in realizzazione in Borgo Trento, il cantiere aperto in Borgo Roma, e quindi sono complessivamente, oltre all'investimento di prima, altri 55 milioni di euro.
E questo perché si è decisa una linea e la si è portata avanti con determinazione, quello che è mancato a Padova. Cioè a Padova si è deciso di litigare, discutere, chiacchierare, e quindi Padova è partita al pari di Verona, dove aveva l'ospedale aperto. Sono 20 anni a Padova che si litiga. A Verona si partì allo stesso tempo, perché a Verona, da quando si è cominciato a ragionare, io ero in consiglio comunale all'epoca, a quando si è finito sono passati 10 anni. Sono passati 10 anni e in quei 10 anni appunto si è mantenuta, c'è stato un momento in cui, e sarebbe stata una scelta sciagurata, alcune parti della politica hanno detto no, è sbagliato intervenire su Borgo Trento, facciamolo nuovo altrove, rifacciamo la progettazione, rifacciamo il finanziamento, invece si tenne a linea dicendo si è deciso, si finanzia e si va avanti lì, e l'abbiamo finito. E questa, e invece quella privata, la sanità? Sanità privata, Verona ha la fortuna, devo dire, di avere alcuni fra i più grandi complessi privati d'Italia. Uno è Peschiera del Garda, ce ne sono anche altri minori, c'è la San Francesco, però diciamo grandi ospedali privati sono ospedali a tutti gli effetti, sono Peschiera del Garda e Negrar. Negrar è il quinto o sesto ospedale regionale, come dimensioni, come fatturato, come capacità, è ospedale religioso classificato. E quindi anche la sanità privata è un'eccellenza e lavora molto bene con grandi numeri. Quindi positivo, mi sembra tutto positivo, poi non parlare del Verona Calcio per avere qualcosa di negativo, però mi sembra sarebbe un argomento triste da affrontare da parte sottoscritto, visto faremo una battuta, grande tifoso. Faremo una battuta anche su quello. Verona, il Veneto ha molte zone turistiche, dalle montagne al mare ai laghi. Verona c'ha il lago di Garda vicinissimo, e Verona è anche una città di turismo per via dell'Arena, per via della famosa Giulietta Romeo. Allora andiamo a vedere il servizio e poi ne parleremo in studio. La lirica e i concerti in arena si confermano il richiamo più forte per il turismo che arriva in estate a Verona con un solo obiettivo: assistere ad uno spettacolo nell'anfiteatro romano. E in attesa dell'evento serale i turisti si concedono un giro culturale per la città. Tra i luoghi più frequentati spiccano il museo archeologico e il teatro romano, assieme alla collina di Castel San Pietro, che offre una meravigliosa vista dall'alto della città. Traffico intenso poi sulle vie dello shopping come via Mazzini e Cappello, ma anche attorno alle mura di Castelvecchio e Ponte Pietra. I turisti sono tanto italiani quanto stranieri, dalle provenienze più disparate, sia europee che extracontinentali. E nonostante le traballanti sorti della Fondazione Arena, ente commissariato per i troppi debiti, è iniziato con numeri in crescita il 94esimo Festival Lirico. Le prime serate hanno registrato un incremento di vendite rispetto all'anno scorso. Rieccoci, allora abbiamo visto il servizio, dicevo nel Veneto, Venezia è la città per quanto riguarda il turismo, la principale ovviamente, molti turisti vanno a Venezia, poi terminato Venezia vanno nelle varie città del Veneto e vanno a visitarle. È iniziato a Padova, a Vicenza, che rimangono più di un giorno. Ecco, com'è la situazione a Verona, che a Verona è già diverso, perché con l'Arena, con Giulietta Romeo, con tutto quello di bello che c'è nella città, credo a Verona non ci sia bisogno. Perché abbiamo investito molto in quello, nel senso che abbiamo cercato, attraverso soprattutto l'Arena, di promuovere la città, e anzi ringrazio, ne approfitto in trasmissione di ringraziare anche voi, perché tutto quello che parla di Verona, le immagini, i servizi, nel momento in cui vanno a livello veneto e nazionale, aiutano la promozione, perché chiunque guarda, sente, parla di Verona, gli resta la città in testa, e quindi grazie. Noi abbiamo molto investito soprattutto nel cercare e nel riuscire di fare grandi eventi areniani, e quindi avere il Celentano, Morandi, ovviamente i concerti strepitosi, Adele e quant'altro, Paul McCartney, Elton John, quindi eventi di portata internazionale. Quest'anno abbiamo 50, poco più serate di lirica e più di 40 di extra lirica, ne fa 10 Zucchero. E quindi questo vuol dire, fate conto che l'arena lirica vuol dire 500.000 di presenze e quasi tutti dormono lì, perché poi l'opera finisce a mezzanotte, e vuol dire quasi altrettanto di extra lirica, solo di presenze. E questo vuol dire che Verona oggi siamo quasi a 2 milioni di pernottamenti, e oggi, mentre una volta il turista si fermava una giornata poco più, arriviamo a
quasi 2 giorni di permanenza media. A livello alberghiero c'è la copertura delle persone che vengono? Allora c'è stata una esplosione dei bed and breakfast, questo è un fenomeno nazionale sui quali bisogna controllare anche molto attentamente, perché è un'attività economica, regolare e quant'altro, ma bisogna verificare l'evasione, perché rispetto all'albergo la possibilità di andare fuori controllo bed and breakfast è maggiore, e quindi c'è molta attenzione su questo. E in questa stagione, se uno prova a prenotare a Verona città, fa oggettivamente molta fatica a trovare in città e deve trovare fuori, perché appunto c'è una presenza turistica assolutamente massiccia, perché appunto grandi eventi in arena, grandi mostre, perché adesso stiamo Quindi facendo... qualche albergo in più non starebbe male a Verona? Ce ne sono già in fase di realizzazione, in realtà ce ne sono già di realizzati nuovi, altri che sono in fase di realizzazione, ne avranno fuori altri 3 o 4 in città a Verona nell'arco di un paio d'anni. E grandi catene di grandi alberghi, perché hanno visto che i numeri ci sono. E i grandi eventi, anche le grandi mostre, adesso presenteremo la mostra dei Maya in questi giorni, poi ci sarà un'altra grande mostra che non posso anticipare, ma grande davvero, per il prossimo autunno. Quindi anche fare grandi mostre porta turismo, porta numeri. E quindi il turismo, diciamo che Verona è in positivo? Allora, insomma. il Veneto è la prima regione d'Italia e ovviamente c'è Venezia con il litorale e poi c'è Verona. Verona, dicevo prima, è la terza provincia turistica d'Italia. Perché, è sicuro? Perché Sant'Antonio... Perché il Santo Verona, sempre... allora, Verona è la terza, allora, noi siamo la quarta o terza con Firenze, il Santo può dire quello che vuole, ma i numeri che fa Verona di turismo Padova non li fa, neanche lontanamente. A noi aiuta anche il lago, perché dicevo prima siamo la terza provincia, quella in maniera consolidata, perché il lago da solo fa 15 milioni di pernottamenti. No, certo, la città fa quasi 2 e il lago ne fa 15. Mi è venuto in mente, Presidente, nel ritornare al parlare di calcio, viene sempre a trovarmi, tra l'altro, che è l'ex Presidente del Vicenza, Pirano della Carbonara, che dice: noi a Vicenza abbiamo i tifosi di più di tutto il Veneto, di Verona, di Padova, e delle volte dico che sbaglia anche su quello. Che Verona ci sono che sbaglia anche su quello, perché l'Hellas Verona come abbonati è la sesta tifoseria d'Italia. È vero, però era così. E per quanto riguarda invece la questione della Fondazione Arena, che c'è una crisi dell'ex ente lirico, com'è? Allora adesso si sono rimessi a posto i conti, tutte le fondazioni liriche, Venezia meno, vanno in difficoltà rispetto a finanziamenti pubblici, perché siccome si basano anche, non solo sul finanziamento pubblico. Verona è una fra quelle meno finanziate, perché noi, grazie a Dio, facciamo molto botteghino, perché metà più o meno del bilancio della Fondazione Arena viene dal botteghino dell'Arena stessa. Abbiamo anche più costi, perché ovviamente d'estate il personale passa da quasi 300 dipendenti a oltre 1000, perché ci sono tutti i figuranti, i macchinisti, tutto quello che lavora sull'Arena, e l'Arena certo. È una macchina grande da un punto di vista dei numeri. Ci sono mancati quasi 7 milioni all'anno di contributi pubblici, perché in gran parte dello Stato. 1,2 milioni della provincia e 500.000 circa da parte della regione, e quindi questa mancanza di contributi pubblici ha fatto saltare i conti, nel momento in cui tu non hai le entrate più o meno le stesse. Abbiamo ridotto negli anni i costi fissi di 2 milioni, ma se i contributi pubblici per molti milioni sono superiori e ti vengono a marcare, l'equilibrio non c'è più. Allora ci siamo confrontati prima noi con i sindacati proponendo un piano che una parte dei sindacati, sciaguratamente, dico una parte perché non tutti, hanno rifiutato, dicendo no, si deve andare avanti così. A quel punto è arrivato il commissario nominato dal ministro Franceschini, il commissario ha tenuto la stessa linea che aveva tenuto il Comune e il precedente Consiglio di indirizzo, per dirlo a chi ci ascolta, è composto da rappresentanti del Comune, rappresentanti del Governo, rappresentanti della Regione e rappresentanti della Camera di Commercio, quindi diciamo il sistema economico e il sistema delle istituzioni. E il commissario ha tenuto la stessa linea, cioè ha detto questi conti devono tornare in questa misura e quindi ha costretto in buona sostanza i sindacati ad accettare l'accordo, e quindi adesso i conti sono per i prossimi anni tranquillamente a posto. Bene, ultimo argomento, l'anno prossimo finisce l'era del sindaco Flavio Tosi. C'è chi dice si presenterà con il Movimento Fare, c'è chi dice andrà nell'eventualità di un ballottaggio con il PD, insomma vedremo cosa succederà. Noi proprio in merito a questo siamo andati a intervistare il segretario provinciale del PD di Verona, Alessio Albertini, sentiamo cosa ci dice e poi sentiremo il commento anche di Flavio Tosi. Sentiamo. Amministrative a Verona 2017, si è parlato di una possibile alleanza del Partito Democratico con Tosi, ecco un commento su questo.
se ne parla molto, di vero non c'è nulla, perché insomma è facilmente comprensibile a tutti, credo, che il Partito Democratico sia stato e abbia condotto in questi anni un'azione politica alternativa a Tosi, e su questo insomma penso che pochi possano smentire. Gli scenari tuttavia sono ancora molto aperti, perché se è, secondo me, certo e sicuro che il centrosinistra, il PD e il centrosinistra andranno come dire, senza Tosi al primo turno, su questo sono molto categorico. Gli scenari potrebbero cambiare al ballottaggio, però anche qui non ci sono garanzie per nessuno. Io spero che il PD riesca ad arrivare al ballottaggio, ma ci dovremo impegnare perché non sarà facile. Penso che sia più difficile anche che Tosi raggiunga il ballottaggio, ma penso che non sia impossibile, cioè a dire uno scenario in cui al secondo turno arrivino il centrosinistra e Tosi è uno scenario che non è impossibile, e in quel caso si capisce bene che non ci sarebbe nessuno spazio per accordi. Se gli scenari fossero diversi e il centrosinistra, come spero, raggiungerà il ballottaggio, è chiaro che noi andremo a cercare tutti i voti per arrivare al 51%, questo è fuori di dubbio. Una proposta elettorale e quindi anche obiettivi che potrebbero essere condivisi con Tosi. Devo dire che se andiamo a parlare poi delle proposte concrete diventa più difficile ipotizzare alleanze ed accordi, e questo è forse l'altro vero motivo per cui alla domanda iniziale devo rispondere di no, nel senso che la città in questi anni ha mancato i grandi appuntamenti e le grandi opere delle quali ha bisogno e che sono sul tappeto da molti anni. Rieccoci allora. Cosa succederà? Allora, adesso io ho chiesto al Presidente del Consiglio Matteo Renzi se oggi è già possibile nei comuni fino a 3.000 abitanti il terzo mandato, e quindi una mia richiesta è stata quella di dire estendi anche ai comuni al di sopra dei 3.000 abitanti questa possibilità. Tanto poi non è che al sindaco viene regalato il terzo mandato, il sindaco, se è capace, se ha i voti della sua città, viene rieletto, se non ha i voti va a casa. E quindi l'auspicio, la speranza di Flavio Tosi è di potersi ricandidare personalmente, perché rispetto a tanti ruoli che ho ricoperto, che potrei ricoprire anche magari pagati molto meglio di quello del sindaco e con meno responsabilità, però la più bella cosa che ti possa capitare nella vita, come si diceva, è fare il sindaco, quindi io spero quello. Rispetto alle compagini, centrodestra, centrosinistra e lista Tosi, diciamo fare, quindi il nostro raggruppamento, noi siamo alla guida della città da 9 anni. Quindi è ipotizzabile, direi ragionevolmente, che si vada almeno al ballottaggio. Non so se si vince al primo turno, perché vincere al primo turno sarebbe presuntuoso dirlo, al ballottaggio direi che ci si può ragionevolmente andare, anche perché il centrodestra a Verona lo rappresentiamo noi, cioè certo. la gran parte di quello che è l'elettorato, ma anche la dirigenza, fa parte del nostro schieramento. E non è improbabile un ballottaggio fra noi e il Partito Democratico, perché il Partito Democratico i suoi numeri li ha, quindi è un ballottaggio piuttosto probabile. Chiusura, Flavio Tosi, lei Mancino, un pennarello, cosa disegnerebbe di Verona? Foglio bianco o pennarello? Adige, Arena e Casa di Giulietta. La cosa più bella e quella meno bella da quando è sindaco di Verona? La cosa più bella, faccio fatica a focalizzarla, perché sono stati 9 anni splendidi e quindi è stata, ripeto, un'esperienza di vita meravigliosa. La meno bella è la crisi, perché comunque dal 2008 c'è stata la crisi e da sindaco, avendo a che fare con le famiglie della tua città, con il tuo tessuto urbano, la percepisci in maniera netta. L'ultima battuta riguarda solo lei, chiedo a tutti i miei ospiti il pensierino della sera a 360 gradi, quello che vuole dire alla telecamera puntata può dire tutto quello che vuole. Ma speriamo che, parlo questo a livello l'auspicio a livello di società, che si torni a determinati valori, perché è vero che c'è una crisi economica che c'è profonda, ma è più pericolosa la crisi dei valori, la crisi sociale, perché il fatto di l'egoismo, la mancanza delle regole, la mancanza di rispetto
anche in politica, perché la politica spesso non dà buoni esempi, anzi li dà pessimi, però un certo tipo di valori che sono quelli fondanti delle nostre comunità, sono quelli ai quali bisogna tornare, valori educativi che sono quelli insomma, classici di una società cattolica come la nostra. Se si riesce a tornare a quei valori e a mantenerli, perché poi non è che bisogna disperare, perché guardando i giovani c'è tanta parte di giovani che si comportano bene, fanno volontariato, si danno da fare per gli altri, per avere una speranza di farcela, perché dalla crisi economica esci con il cambiamento e le riforme, ma esci soprattutto se hai le basi solide della società. Grazie Sindaco Flavio Tosi, buonanotte. Grazie a voi, buonanotte.